Medici e infermieri in fuga dalla sanità pubblica. Dal 2019 si contano quasi 4.200 dimissioni. Negli ultimi 3 anni se n'è andato infatti quasi un dottore su 4 e anche per gli infermieri la quota di dimissioni è assolutamente allarmante. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 8 luglio 2022. La prima notizia del giorno riguarda i nodi della sanità veneta e in particolare la fuga di medici e infermieri dalla sanità pubblica. Abbiamo detto dal 2019 4.200 dimissioni tra medici, 1.582 se ne sono andati dal 2019 ad oggi e infermieri 2.613 dimessi sempre dal 2019 al 2022, numeri preoccupanti. Il Partito Democratico in Consiglio regionale con la rappresentante Anna Maria Bigon dice che è necessario prolungare i contratti delle USCA fino a fine dicembre. La figura delle USCA, nata con il Covid, è sparita il 30 giugno per legge nazionale. I medici ora continuano a lavorare prendendo però 10 euro in meno all'ora e quindi il ruolo è assolutamente meno attrattivo. Una riduzione del compenso, dicono i consiglieri regionali del Partito Democratico, che potrebbe rendere poco attrattiva la sottoscrizione di questi contratti. Sui quotidiani del gruppo Gedi c'è la tabella che descrive ULS per ULS i dati della fuga dei medici e degli infermieri dalla sanità veneta, numeri assolutamente preoccupanti. C'è anche il totale dei medici in servizio negli ospedali pubblici al 31 marzo 2022, vediamo sono 7.054 i medici, 19.827 gli infermieri, contando anche i part-time. Abbiamo visto che in soli 3 anni ad andarsene sono stati 1.582 medici, quindi quasi un medico su 4, e 2.613 infermieri, oltre 1 su 9. È la grande fuga dagli ospedali veneti che i consiglieri regionali del Partito Democratico spiegano così: una logica da continuo ribasso della giunta regionale che spiega il fenomeno della fuga di medici e infermieri dal pubblico. Stante le risorse ricevute da Roma, che avrebbero potuto essere destinate al miglioramento delle condizioni salariali e lavorative, rendendo queste postazioni più appetibili. Questo non è stato fatto secondo i consiglieri dell'opposizione in Consiglio regionale e quindi così si spiega una parte del fenomeno della fuga dalla sanità, che sicuramente si è aggravata durante gli anni della pandemia, ma che già nel 2019 era un fenomeno assolutamente rilevante. Ad esempio, i medici nel 2019 dimessi dalla sanità pubblica, dalle ULS del Veneto, erano in totale 472. Nel 2021, anno di picco, si arriva a 498, insomma numeri in crescita chiaramente, ma non con un trend così pronunciato. Altra cosa per gli infermieri, dove le dimissioni passano dalle 600 del 2019 alle 965. C'è la questione delle USCA, come abbiamo visto, l'attività sospesa dal 30 giugno. I medici però non sono stati rispediti a casa, a molti sono stati proposti contratti libero professionali che prevedono un compenso di 30 euro all'ora, 10 euro in meno a quelli previsti per l'inquadramento come USCA, appunto una riduzione del compenso che potrebbe rendere poco attrattiva la sottoscrizione di questi contratti, dice il PD. Replica l'assessore alla sanità regionale Lanzarin, che dicendo l'attività di recupero delle prestazioni è iniziata l'8 febbraio scorso, il dato effettivo lo avremo tra pochi giorni. Qui si parla delle liste d'attesa, ne parleremo tra poco, ma dice anche la Lanzarin, troviamo la dichiarazione però sul Gazzettino di oggi: le USCA
sono cessate per effetto di una norma nazionale. La regione ha comunque garantito alle ULSS la possibilità fino al 31 dicembre di conferire incarichi autonomi e libero professionali. Emilia Romagna, Toscana e Marche hanno usato gli stessi strumenti nostri perché è la via imposta dalla legge, altre non potrebbero fare. C'è poi una polemica sul fatto che le regioni a statuto speciale come la Sardegna hanno potuto emanare una legge per garantire la continuità delle USCA. Questa la risposta dell'assessore regionale alla sanità. Sulle liste d'attesa invece, altro tema di cui abbiamo parlato ieri nell'ultima puntata di Sveglia Veneto, c'è il faro della Corte dei Conti che ha chiesto conto alla regione di 20 milioni di euro stanziati e non spesi sia nel 2020 che nel 2021 proprio per abbattere le liste d'attesa. La regione si è giustificata dicendo che non ci sono più medici né infermieri disponibili sul mercato, ma allora com'è possibile che medici e infermieri appunto se ne stanno andando, sono in fuga dalla sanità veneta? Evidentemente ci sono. E dice comunque la consigliera regionale del Partito Democratico Bigon: ormai gli utenti, se tutto va bene, dovranno attendere il 2023 per effettuare una visita. Così la consigliera del Partito Democratico, prima firmataria di una mozione presentata dai consiglieri regionali del PD per chiedere alla regione di prorogare eccezionalmente appunto fino al 31 dicembre 2022 l'attività delle USCA, le figure venute meno il 30 giugno, insomma, di cui abbiamo appena parlato. Sul Gazzettino di oggi si parla sempre di sanità in Veneto, ma in riferimento a un ulteriore fronte aperto ieri dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, che aveva proposto di reintegrare i medici e infermieri Novax per appunto reperire così il personale mancante, frutto di decenni, anche per ammissioni di Zaia, di cattiva programmazione. Naturalmente, secondo Zaia, la cattiva programmazione è soprattutto a livello nazionale, ma vediamo la risposta dell'Ordine dei Medici alla proposta di Zaia. Niente Novax in corsia, alto là quindi alla proposta da parte dell'Ordine dei Medici. Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei Medici e del sindacato CIMO, parla di un pessimo messaggio per chi ha rispettato la normativa e propone l'alternativa, ovvero usare i fondi inutilizzati delle liste d'attesa, proprio quelli di cui abbiamo parlato poco fa, quelli su cui è concentrato il faro della Corte dei Conti. Ebbene, quei soldi che non sono stati utilizzati, usarli per pagare gli straordinari, o più precisamente per destinarli al personale in servizio, ad esempio sotto una nuova voce di indennità di rischio biologico, e raddoppiare il valore economico per le prestazioni aggiuntive volontarie. Insomma, utilizzarli come incremento al reddito, al compenso economico di medici e infermieri, e quindi rendere più attrattivo il ruolo. Leoni dice chiaro e tondo: sarebbe molto meglio se tutti i politici ammettessero le proprie colpe per aver sognato per anni di risparmiare sulla sanità pubblica, utilizzando sempre meno medici e infermieri, lasciando il valore economico del lavoro ai più bassi livelli in Europa. Insomma, un no secco dall'Ordine dei Medici alla proposta di reintegrare i sanitari Novax, pessimo messaggio. Dal punto di vista morale, riabilitare il personale che ha rifiutato la vaccinazione Covid sarebbe un messaggio pessimo per l'assoluta maggioranza di coloro che hanno rispettato e che rispettano le leggi, e per le istituzioni che sono state deputate a farle rispettare. Questo è Giovanni Leoni, presidente della Federazione CIMO FESMED Veneto, oltre che presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia. E ancora, dal 2008 ha preso avvio una fase in cui l'imperativo a livello nazionale e regionale era il taglio della spesa sanitaria, con particolare riferimento a quella del personale. Tra il 2010 e il 2017 sono venuti meno 6.348 medici e odontoiatri e 10.373 infermieri. In Veneto a dicembre 2018 mancavano 1.300 medici solo tra i dipendenti. La Regione Veneto si difende sempre richiamando l'errata programmazione nazionale, ma dal 2010 al 2015 ha avuto il coordinamento nazionale della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, sottolinea Giovanni Leoni,
presidente della federazione CISM ed è appunto dell'ordine dei medici di Venezia. A bocciare la proposta di Zaia di reintegrare i sanitari Novax è anche il Partito Democratico. L'ipotesi di reintegrare 4.500 tra medici, infermieri e operatori Novax è allarmante, dice Anna Maria Bigon, consigliera regionale del PD, abbiamo sentito anche poco fa. Con una mossa del genere si immetterebbe nel sistema un esercito di persone prive delle indispensabili protezioni, a danno dell'utenza, soprattutto quella anziana e fragile. Secondo l'esponente del Partito Democratico, le emergenze della carenza del personale e delle liste d'attesa vanno risolte con soluzioni strutturali. Si inizia a premiare gli operatori responsabili e vaccinati con condizioni salariali e di lavoro decenti. Quindi il Partito Democratico assolutamente in linea con il presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e con i sindacati della Federazione Cimo Fesmed del Veneto. Questo sul Gazzettino in un articolo di Alda Vanzan. Sulle pagine del Mattino di Padova ancora i nodi della sanità padovana, ferie, organici corti e Covid, caos in corsia, centinaia di posti scoperti mentre i contagi tornano a colpire, in ospedale fioccano gli straordinari, l'ULSS esternalizza i servizi, l'allarme della funzione pubblica CGIL di Padova, dopo 2 anni difficili il ritorno alla normalità è ancora lontano. Quasi 30.000 le visite arretrate a Padova. Il sindacato CGIL Funzione Pubblica di Alessandra Stivali ha calcolato che a Padova appunto sono quasi 30.000 le visite da recuperare, sono gli arretrati causati dal Covid. Nei primi 3 mesi del 2022 ne sono state recuperate meno di 5.000. C'è poi il nodo delle assunzioni, qui parliamo in particolare appunto della sanità padovana. Ai concorsi per operatori sociosanitari e infermieri 7 su 10 sono stati bocciati. La partecipazione è stata elevata, ma in graduatoria sono entrati in pochissimi e quindi i sindacati lanciano l'allarme: a inizio del 2023 servirà un'altra selezione. Insomma, i nodi questi della sanità padovana. Abbiamo sentito però che si torna a parlare di Covid, quindi sul Corriere del Veneto un articolo di Michela Nicolussi Moro dedicato proprio al Covid e che fare con questa nuova ondata Covid. Esplodono i contagi, stop ai concerti, dicono alcuni, ma risponde Crisanti: no, lasciamo correre il virus. I medici di famiglia lanciano l'allarme e dicono non riusciamo a curare tutti, ma il professore appunto dell'Università di Padova, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, Andrea Crisanti, dice facciamo correre il virus così creiamo immunità. C'è tutta la polemica sui concerti. Domani il concerto dei Maneskin, domani appunto al Circo Massimo, porterà 70.000 spettatori. Da lì è partita tutta una polemica che è proseguita anche nei giorni scorsi. I medici di famiglia e gli infettivologi, alla luce della nuova ondata di contagi da SARS-CoV-2, appunto il Covid, chiedono lo stop a concerti e grandi eventi, non solo naturalmente allo spettacolo dei Maneskin, ma secondo alcuni scienziati come Crisanti questa mutazione del virus non è più tracciabile né arginabile, quindi l'unica azione da fare è tutelare i fragili. Insomma, il dibattito ancora una volta è aperto sulla pandemia e sul coronavirus, ma noi voltiamo finalmente pagina e chiudiamo con 3 notizie flash. La prima arriva da Jesolo: coprifuoco, la spiaggia sarà chiusa ogni sabato notte per fermare i violenti, così titola il Corriere del Veneto. Si parla di 3 ordinanze del nuovo sindaco, multe fino a 200 euro. Da giugno ogni fine settimana bande di ragazzi, scrive il Corriere del Veneto, si affrontano a calci, pugni, bottigliate. E non sono solo regolamenti di conti fra spacciatori, nelle cronache finiscono anche giovani del luogo. Oltre ai necessari buttafuori, ora si passa al livello successivo. Il nuovo sindaco Christopher De Zotti, da neoeletto a capo di una coalizione guidata da Fratelli d'Italia che ha vinto al ballottaggio contro il candidato della Lega. Ebbene, De Zotti firma 3 ordinanze che da domani e per tutti i sabati fino al 28 agosto vietano di andare in spiaggia dalle 22 alle 4. Chiudono i mini market e i chioschi di notte ed è vietato bere per strada.
Dice il neo sindaco, sono provvedimenti equilibrati frutto di un dialogo anche con le categorie economiche. La notizia naturalmente anche sui quotidiani del gruppo Gedi, che titolano in grande: coprifuoco a Jesolo, il contrasto alla mala movida, linea dura del sindaco in accordo con il prefetto, spiaggia off limits tutti sabato sera da domani, vietato l'alcol per asporto, chioschi chiusi dalle 22. Tra il 1° e il 22 di agosto le restrizioni saranno in vigore tutti i giorni, non solo nel weekend. Torniamo invece in regione, svolta sulle comunità energetiche, arriveranno 10 milioni di euro, l'ha annunciato l'assessore regionale al commercio e alle attività produttive, allo sviluppo economico, Roberto Marcato. Il Veneto con fondi dell'Unione Europea sosterrà le aggregazioni per produrre energia rinnovabile, quindi più corretto dire l'Unione Europea sosterrà la legge regionale approvata dal Veneto di recente sulle comunità energetiche, con fondi appunto che favoriranno le aggregazioni per produrre energia rinnovabile, le comunità energetiche. L'obiettivo è di realizzarne almeno una per ogni comune sul territorio regionale. Si potrà coprire così il 10% del fabbisogno complessivo. In arrivo il via libera su questi fondi da parte dell'Europa e poi si partirà con i bandi gestiti naturalmente dalla regione. Ultima notizia di oggi dalla Marmolada: mentre manca all'appello soltanto un disperso, c'è una prima analisi da parte degli scienziati dell'Università di Padova che dicono il ghiacciaio con questo ritmo sparirà entro il 2040. Fra le cause del crollo del 3 luglio, un crepaccio che ha separato il corpo glaciale in due e la fusione che ha aumentato l'acqua all'interno. Questa è l'analisi degli scienziati. L'osservazione annuale, tra l'altro, di molti ghiacciai è stata abbandonata ultimamente per i troppi rischi. Questo un po' il riassunto di un articolo di Martina Zambon sul Corriere del Veneto di oggi. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.